Caro Davide, ho letto la tua lettera con immenso piacere. Mi chiedi come veniva festeggiato da noi a casa il Capodanno ebraico. Beh, naturalmente era una giornata molto particolare e la funzione al Tempio era uno dei momenti più importanti. Fra non molto ci sarà la festa di Hanukkah e dunque riprendo i miei racconti. Il Talmud ci chiede: che cos'è Hanukkah? La piccola cerimonia si svolge dopo il tramonto. Ogni sera si accende l'Hanukkah, un candelabro speciale a 9 bracci, riservato proprio per questa festa. Ogni sera si accende una candela in più rispetto alla sera precedente. Dunque la prima sera si accende una candela e l'ultima sera 8. Il nono lume viene considerato a parte ed è chiamato shamash, servitore, perché serve per accendere gli altri. Adesso puoi aprire il mio regalo. Avrai già capito che si tratta dell'Hanukkah del nonno. L'ho conservato per te per tanti anni. Ora è tua. Ti saluto. A prestissimo.
אדוני אחד ושמו אחד לשם ולתפארת ולתהילה. Davide, ne farai buon uso, lo so. Il tuo discorso sulla continuità, sull'importanza di insegnare ai figli, di non spezzare mai quella catena che così duramente abbiamo costruito, mi ha fatto capire quante forti siano le tue convinzioni. Scriverci ci ha dato la possibilità di affrontare con calma gli argomenti che ti stavano più a cuore. Sappi che non mi separerò mai da nessuna delle tue lettere. È stato bello riceverle, leggerle, commentarle fra me e me. È stato bello anche aspettarle. È stato bello risponderti, ricordare e accompagnarti per mano in questo lungo viaggio a ritroso nel tempo. E di questo ti sarò sempre grata. Un abbraccio. שמיים בתפילה לאלוהיך, אולי תבוא משם הגאולה. ראינו זאת תמיד בתוך עיניך, הרוח הטובה, האהבה, וכולנו בשנתי, כולנו בשנתי, כולנו בשנתי, כולנו בשנתי. יושבים ומחכים למילותיך, אולי יבוא תיקון לנשמה. יש סדר ביקום, אתה אומר לה, תשימי רוזמרין בכל פינה, וכולנו בשנתי, כולנו בשנתי, כולנו בשנתי, כולנו בשנתי. הדרך ארוכה לאור הזוהר, נוגעת בתקווה, מאמינה שעוד יבוא היום ובמפתיע כולנו נשתף באהבה, וכולנו בשנתי.